Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti, il Comandone Veneziano, siamo su MotoGP 2013. Oggi Sepang e Filippo Isola, ragazzi, due gare favorevolissime del Comandone. Speriamo bene, ragazzi. Vai di Sepang con il nostro aeroplanone dalla Spagna alla Malaysia, round 15. Speriamo di finire bene il campionato e poi il prossimo anno andiamo nella moto dell'innominabile a dominare, fioi. Ok, allora, quotidiani. Vabbè, solite cagate. Mail. Obiettivo 10° posto. Sì, possiamo fare un bel risultato in Malaysia. Vai di Twitterone, Stefano Pezzoli. Ogni giorno sempre più forte. Vai Comenda. L'innominabile Caracciolo. Ottobre qui a Sepang fa un caldo tremendo. Nicolino Aidi, questo weekend dobbiamo fare bene. 949.000 fans. Raga, purtroppo qualificazioni negative anche in Malesia. Ormai le qualificazioni sono un problema incredibile. Vai Comendone. Pioggia leggera in Malesia. Piccolo monsone malesiano. Dobbiamo arrivare almeno tra i top 5. Dai Comendone. Vai, prima curva, voglio una prima curva da pro gamer. Attenzione, incidentone per Edwards, mamma mia. Il Comendone c'è. Oh, c'è anche incidente che per Pasek. Il Comendone si incazza intanto. Proteste comendiane. Lava vetri. Tarallucci, dai fioi. Sono importanti queste due gare a Sepang e a Filippo Isola. Bravo Comendone, dai. Siamo già 15esimi. L'autista, la Barbera Berlusconi, mamma mia, rischio comendiano ancora. Mamma mia, il Comendone però. La moto arancione, cazzo. Va bene, dai. Nono posto comunque. Attenzione, inculamenti vari. C'è Nicolino Aidi adesso. Madonna, fioi. Deve sempre piovere in Malesia nei momenti sbagliati. Dai, siamo contro il solito Nicolino Aidi. Voglio stare davanti a Nicolino in questo mondiale. Nel prossimo anno voglio vincere in MotoGP. Voglio la vittoria comendiana in MotoGP. Attenzione, brutta curva questa. 10° posto, non bene. Obiettivo scuderia ma non obiettivo comendiano, che l'obiettivo comendiano è il 5° posto. Madonnina, dai. C'è Escargot e Nicolino da superare, sì, possiamo assolutamente superare Escargot e Aidi. Dai ragazzi, crediamoci. Adesso arriva una curva bastarda, quante volte ho sbagliato sta curva, mamma mia. Ottimo. Giro record per Lorenzo Magnifico. Come non 10° posto, un po' così, un 10° posto un po' beffardo. Cazzo, la moto arancione, però il primo giro no. Giro record per Valentino Rossi, grande Vale. Incidente, intanto incidente nelle retrovie. Will Smith. Dai Comendone. Curva presa un po' così, ma va bene lo stesso. Cazzo, 10° posto, siamo un po' lontani dalle zone calde. Attenzione, lunghi, mamma mia, staccatona di lunghi, raga. Ho bisogno di una moto più veloce, ragazzi. Ho bisogno di una moto più veloce. Ho bisogno della moto dell'innominabile. Bellissima, poi un nero fantastico, nero e giallo e verde fluorescente. Buone curve, ma non eccezionali con lo sponsor Monster Energy. Niente da fare, se va bene arriviamo 10°, ragazzi. Lunghi rompe ancora i maroni. Eccolo là, ci sorpassa anche Lunghi, maledetto. Niente, non ci siamo, ragazzi. Setup di merda a Sepang. Ufficiale, raga, ufficiale. Comunque, ragazzi, ho sentito dei messaggi su Formula 1. Ci sarà Formula 1 anche, ragazzi. Adesso voglio portare avanti Pro Cycling, PES, MotoGP per l'estate. Poi ci sarà
Torna la Formula 1, GTA, PES 2014, ce ne sono di giochi ragazzi, adesso siamo 13esimi. Torniamo un attimo carichi sulla MotoGP ragazzi, perché sennò faccio figure di merda. Niente da fare, oggi non ci siamo in Malesia, porca mignottona. Giro record per il Magnifico. Primo il Magnifico, secondo Marco Marchetto Marquez, terzo Valentino Rossi. Final lap Comendiano. Vai di final lap Comendiano. Ho bisogno del final lap Comendiano. De Pugnetta, bel sorpasso di De Pugnetta, attenzione. Il Comendone è un po' svogliato oggi a Sepang. Non stiamo guidando proprio benissimo. Questa è una buona curva. Cazzo, almeno cerchiamo di salvare il salvabile, almeno ragazzi. E ancora la Berlusconi, la Barbera Berlusconi ci supera. Maledetto Hector Barbera. Non rompere il cazzo, no, anche Iannone. Ah, brutta curva, brutta curva, brutta curva, brutta curva. Malissimo, 14esimi ragazzi. Mamma mia che disastro a Sepang, disastro come andiamo. Post gara un po' così ragazzi, 14esimo posto schifoso. Allora, Tarallucci, guardavo la gara di oggi, era evidente che qualcosa non andava, sì vecchio mio. Petruccino, anche se oggi è andata male, mi sono proprio divertito a correre contro Veneziano. Io no. Patatone, ho lotta fino all'ultimo contro Veneziano, 966.000 fans, pochi fan ho preso. Porca miseria. Team manager. Risultato deludente, lo so vecchio mio, ma non rompermi il cazzus. Ok. Prossima gara. Filippo Isola, questa è una gara dove sono strafavorito per un gran piazzamento. Tutti a Filippo Isola ragazzi. Con il nostro aeroplanino. Dai cacchius. Round 16. È la prima stagione nel MotoGP ormai è andata, 3 gare, cacchio. Adesso la promessa è una qualificazione decente. Twitterone. Chico Romero. Resta umile, dai sempre il massimo e vedrai che a Filippo Isola andrai forte. Grande commenda. Camomillo. Filippo Isola è così bella che renderebbe interessante anche una gara con i sacchi. Brad Pitt nell'ultima intervista ha promesso un bel piazzamento, non rompere il pacco. No, devo vedere sti cazzo di email che sono tutte uguali, però mi secca vedere il punto esclamativo. Comunque ragazzi, tra gli acquisti c'è anche Formula 1 2014. Infatti raga, non so sinceramente, 2013, infatti non so. Veramente qua capitale mi va via, devo prendere, ho fatto 2 conti, 15-16 giochi, cioè ragazzi auguri. Raga, purtroppo qualificazioni vergognose, ancora un 25esimo posto anche a Filippo Isola, niente da fare ragazzi, per quest'anno le qualificazioni vanno così, quindi chi se ne frega. Andiamo in gara e speriamo bene, voglio la remontata australiana. Dai ragazzi, per cortesia, una prestazione decente, supporto Comendiano ragazzi, supporto Comendiano. Buono, partenza da pensionati, molto bene. Che bello. Che bella partenza. Dai vecchio, dai. Guarda che la gara è iniziata, come donne la gara è cominciata. Siamo in pista, siamo in Australia, c'è la figa, dai. Dai Comendone, non è difficile. Oh, finalmente una curva un po' decente. Tranquillata, bravo. 16esimo il Comendone, che il Comendone è tornato, altro che pensionato, un Comendone spettacolare. Mamma mia, derapone in stile Comenda pazzo. Stiamo molto attenti. Dai, la prestazione è sublime, ho bisogno di una prestazione sublime ragazzi. Odio la curva più bastarda del mondiale. Perché la devo prendere sempre così come un deficiente in calore, dai. 13esimi, dai, c'è Nicolino. Ciao Nicolino, dai Nicolino, va a fare in culo Nicolino. Ho frenato un po' troppo, ma va bene così. Non rompere le balle, Aiden. Giro record di Camomillo. Cerchiamo di salvare il salvabile. Dai vecchietto. Oh, c'è l'esca. Eccolo qua l'esca.
Dai che siamo al nono posto, una rimonta insomma. Una rimonta non comendiana, una rimonta... Non lo so, è indefinibile. Una rimonta del cazzo, dai. Devo migliorare in qualifica con la prossima moto, ragazzi, veramente. È che purtroppo ho poco tempo per provare. Ho poco tempo per provare, ragazzi, perché devo fare... Cioè, purtroppo... Cioè, ho anche una vita e quindi... Oltre a YouTube, cioè, magari verso YouTube, guarda. Cioè, è felicissimo che sbarro YouTube, ciao. Invece ho tante altre belle cose. Come stai zitto Comenda, perché sennò non porti a casa neanche l'ottavo posto. Ok, ottavo posto, e succate, almeno l'obiettivo c'è. Però insomma non ho tempo di provare tanto. Cioè devo registrare. Raga, c'è una buona notizia in questa merda. Siamo a 1 milione di fans e si gode. Grande piazzamento, sono contento. Manager personale, grande risultato. Allora, entrare S-Team. È sbloccata sta stronza? Sì, è sbloccata. È sbloccata. Andiamo contro Smith. Sì, contro Bradley Smith. Bella. E per il prossimo anno c'è sta moto qua. Twitterone. Allora, Bautista l'autista. Ultimi giri di gara veramente tiratissimi oggi. Brad Pitt niente ti fa divertire come testa con Veneziano. Luca Toni Elias. Gran gara oggi. Comenda. Ok. Reputazione stella. Andiamo alla classifica. Cerchiamo di consolidare il nono posto. Insomma, dai. 7 punti di vantaggio su Nicolino. Dai, almeno... Dai, ai primi 10 ci arriviamo, dai, almeno quello sì. Però una stagione, insomma, diciamo come primo anno va bene, diciamo in MotoGP, per il prossimo anno voglio arrivare almeno tra i primi 3. Buono, raga, ultime 3 gare. Vediamo un attimo, dai, vediamo un attimo. Allora, Escargot primo, Nakagata secondo, Riley Scott terzo, Agattone quarto. Invece la Moto 3 che è la mia preferita. Allora, Salmone primo, Vino secondo, Gattusino terzo, Marchetto Marquez quarto. Ok. Buono, raga, prossime 2 gare, ultime 2, Motegi Japan e Valencia Spagna. Raga, un saluto dal commentone veneziano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.